Devo ringraziare i miei insieme alla Protezione Civile che pezzo per pezzo abbiamo seguito anche questa fornitura. Perché abbiamo preso delle autovetture, va spiegato anche questo, perché appunto in questo percorso burocratico, dovendo chiudere il pagamento entro l'esercizio finanziario, non c'era margine per fare gara e quindi non andare su mezzi diciamo specifici operativi, e quindi ci siamo appoggiati a Consip in modo tale che evitavamo quel passaggio. Costante, costruttivo, quindi credo che sia. La convenzione c'è, quest'anno scade, quindi stiamo rinnovando, sistemando qualche dettaglio, perché la convenzione, anche qui, non ha lo scopo di dare un po' di soldi ai vigili del fuoco, non è questo il tema. Il tema è quello di garantire una modalità di lavoro insieme che sia il più efficace possibile per i cittadini.